L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio sezione di Agrigento ha conferito una medaglia d'onore al colonnello pilota di elicotteri dell'esercito italiano Carlo Calcagni, divenuto un uomo simbolo dei militari invalidi a causa delle intossicazioni da metalli pesanti durante le missioni di pace in Bosnia e Erzegovina nel 1996. A consegnare il riconoscimento è stato il presidente provinciale dell'Unione Mutilati di Agrigento, Arturo Tortorici. La medaglia è stata ritirata da uno dei più stretti collaboratori del colonnello, il sottufficiale della Marina Militare Gerlando Navarra, un agrigentino di 48 anni, attualmente adibito a compiti civili, fondatore del movimento Dalla divisa alla pensione, che già da tempo si batte per la tutela dei militari che si sono infortunati o che sono rimasti vittime per cause di servizio. Carlo Calcagni, un ufficiale elicotterista dell'esercito italiano e paracadutista della Folgore, durante una missione di pace in Bosnia e Erzegovina nel 1996, dove era stato assegnato a soccorso medico-sanitario di civili e militari, ha subito una gravissima intossicazione di metalli pesanti. In seguito a questa lenta contaminazione, il suo organismo si è ammalato in maniera irreversibile fino al punto di modificare anche il patrimonio genetico, con conseguenze devastanti e un'invalidità permanente. Nel suo corpo infatti sono stati trovati ben 28 metalli pesanti. Le patologie di cui soffre, che sono tra l'altro cardiopatia, mielodisplasia, morbo di Parkinson e sensibilità chimica multipla, lo costringono ad affrontare estenuanti terapie quotidiane come 300 compresse, 4 ore di flebo, 7 iniezioni, sedute in ossigenoterapia, sauna e lettino infrarossi. Nel 2014 iniziò la sua collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, che gli consente di ottenere ottimi posizionamenti montando biciclette normali. A causa di una successiva forma di sclerosi multipla è stato però costretto a optare per un triciclo progettato appositamente per pazienti affetti da queste speciali patologie.